Il 72% delle aziende venete è fuori legge. Questo è quanto emerso dall'audizione avvenuta ieri nella quarta commissione del Consiglio regionale del Veneto del capo dell'Ispettorato interregionale del lavoro per il Nord-Est. Si parla quindi di regolarità delle aziende dal punto di vista della normativa sul lavoro. Ebbene, il 72% delle aziende ispezionate nel 2020 era irregolare e inoltre, ha detto sempre il capo dell'Ispettorato del Lavoro, gli ispettori sono troppo pochi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 25 marzo 2022. La prima notizia del giorno riguarda appunto il fatto che il 72% delle aziende ispezionate in Veneto risulta irregolare ai controlli dell'Ispettorato del Lavoro. Una percentuale elevatissima che stacca di 6 punti la media del 66% a livello nazionale. Il picco si registra a Treviso, dove l'82% delle aziende risulta irregolare durante l'ispezione. Nel 2020 sono state 3.271 gli accessi ispettivi comprensivi della vigilanza ordinaria e tecnica da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Individuati 4.374 lavoratori non in regola, addirittura 1.145 lavoratori in nero in queste aziende, un fenomeno particolarmente intenso nel veneziano e nel padovano. Ma quanti sono gli ispettori dell'Ispettorato del Lavoro? 133. Davvero troppo pochi. Dovrebbero essere, secondo quanto affermato dal presidente della commissione regionale, dovrebbero essere 272 ispettori ordinari più 136 tecnici. Appunto sono invece 133, di cui 125 ordinari e solo 8 tecnici, 8 su 136, che dovrebbero essere numeri assolutamente folli. È il caos delle cifre sul lavoro che nella nostra regione continua ad essere sfruttato, spesso sottoqualificato, di bassa qualità e appunto in un contesto di diffusa, veramente a macchia d'olio, irregolarità. 72% delle aziende ispezionate sono irregolari, di fatto fuori legge, e questa è la prima notizia di oggi per Sveglia Veneto. La troviamo su il Gazzettino di oggi, un trafiletto su sfondo beige. Ma voltiamo pagina e parliamo della notizia del giorno, in qualche modo ripresa invece su tutti i quotidiani locali di oggi. È naturalmente la situazione dell'emergenza incendi. Dichiarato lo stato di crisi a livello regionale, gli incendi stanno appunto devastando il Veneto, sono dolosi, si legge un virgolettato nel titolo scelto dal Corriere del Veneto. C'è già un morto nel Trevigiano, un anziano ha perso i sensi ed è stato divorato dalle fiamme. Ma allora vediamo bene cosa sta accadendo. Si tratta naturalmente di incendi favoriti dalla siccità, si moltiplicano gli incendi nelle aree boschive di buona parte del Veneto, favoriti da una siccità record che si prolunga ormai da diversi mesi, leggiamo sul Corriere del Veneto. Nel Bellunese la situazione è critica, riguarda in particolare le aree montane. In particolare c'è un incendio che si è sviluppato all'imbocco della Val di Zoldo nel Bellunese, fiamme anche sul Summano. Nel pomeriggio di mercoledì è divampato appunto un incendio nel Vicentino, le fiamme sono arrivate a minacciare anche un'abitazione. Poi sui Lessini e nel Veneziano, sull'isola di Sant'Erasmo e in località Campalto, tutti incendi già domati dai pompieri. E si è aperta la caccia ai piromani, perché degli incendi che di questi incendi si stanno interessando anche le diverse procure del Veneto. Il sospetto è che buona parte degli incendi sia di origine dolosa e si cercano quindi i piromani. Sul Corriere del Veneto di oggi c'è anche un'intervista a Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige. In sintesi dice: chi dà fuoco gode vedendo i soccorsi che si dispiegano e pesa l'effetto emulazione. Invita i cittadini a segnalare subito focolai minimi e sospetti.
e quindi insomma l'opinione del direttore interregionale appunto dei Vigili del Fuoco è molto chiara: la stagione è sicuramente anomala considerata la scarsità di precipitazioni, ma visti i punti da cui sono partiti gli incendi sono senz'altro voluti, quindi lo spettro dei piromani si aggira, non sono ancora stati identificati naturalmente. Il procuratore di Belluno sta attendendo il report dalle forze in campo, poi aprirà un fascicolo per incendio boschivo. Anche i sindaci sospettano che ci siano dei piromani in azione. Un incendio non scaturisce così in modo naturale, si tratta comunque, ancora ripeto, di sospetti. C'è una mappa sulle pagine sempre del Corriere del Veneto dove sono segnati tutti i 15 incendi diciamo divampati in questi giorni o che ancora sono in corso. 4 incendi nella provincia di Treviso, Borso del Grappa, Vedelago, Nigo di Pederoba, Cappella Maggiore, 3 incendi a Verona, Erbezzo, Affi, Marano di Valpolicella, altri 3 incendi in provincia di Belluno, Sovramonte, Longarone, Val di Zoldo, 3 incendi nel Vicentino, Gallio, Piovene Rocchette e Schio, 2 incendi nel Veneziano tra Campalto e l'isola di Sant'Erasmo. Strade e ferrovie chiuse, PM10 a livelli da record. C'è anche questo problema, naturalmente la qualità dell'aria, addirittura 480 microgrammi per metro cubo è il picco di polveri sottili, pensate, registrato dalle centraline dell'ARPAV alle 11 di ieri a Belluno. 480 microgrammi per metro cubo, il limite è di 50, quindi 9 volte in meno. Il fumo ferma anche le aziende, ha bloccato i bambini a scuola, non si poteva uscire, auto coperte di fuliggine, l'odore dell'incendio dalla Val Belluna è arrivato a Venezia. Insomma, davvero un'emergenza quella in corso, e un'emergenza che si aggiunge a quella che naturalmente già conosciamo da 2 anni, la pandemia da coronavirus. E allora sulle pagine dei giornali di oggi torna il Covid, casi in aumento del 32% e risalgono anche i ricoveri. Ne abbiamo già parlato anche negli scorsi giorni, ma è di oggi la notizia che anche la Fondazione Gimbe sta registrando una crescita dell'infezione in Veneto nell'ultima settimana. Dopo infatti settimane di continuo calo, il virus ha ricominciato a circolare anche in Veneto. L'osservatorio della Fondazione Gimbe ha registrato un aumento del 32% delle infezioni nella nostra regione nell'arco dell'ultima settimana, ancora ampiamente sotto soglia. Per fortuna i dati delle occupazioni ospedaliere infatti sono ancora molto bassi, i tassi di occupazione ospedaliera, però stanno tornando a salire anche i ricoveri in area medica. Bisognerà tenere monitorata la situazione. C'è una polemica sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi collegata al Covid, riguarda il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che viene attaccato da Più Europa, che gli chiede di chiarire perché abbia sostenuto il vaccino Sputnik. Nei periodi più difficili della pandemia, leggiamo il comunicato di Più Europa, alcuni presidenti di regione sono stati solerti nello sponsorizzare l'impiego del vaccino russo Sputnik. Usa il termine sponsorizzare Più Europa. È il caso di Zaia, che minacciava di comprarne dosi a prescindere dalla validazione dell'EMA. Così Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa, oggi di fronte alle evidenze dei metodi poco ortodossi con cui i funzionari del Cremlino e del fondo sovrano russo proprietario di Sputnik cercavano di imporne l'impiego in Europa, Zaia deve fare chiarezza su questa pagina imbarazzante della nostra storia recente e deve spiegare le ragioni del suo sostegno all'impiego di un vaccino non sicuro e prodotto da un paese ostile. Questa è la nota di Più Europa. Certo, va anche ricordato che all'epoca la Russia forse non era un paese ostile come lo è oggi, sicuramente non era considerata tale dalla stragrande maggioranza delle forze politiche e della classe dirigente del nostro paese. Ma continuiamo a parlare di sanità, lo facciamo al di fuori dalla polemica e tornando a leggere i dati, i numeri che descrivono il sistema sanitario della nostra regione, il sistema sanitario
nazionale. Torniamo prima di tutto su un caso che abbiamo seguito con attenzione in numerose puntate di questo podcast Sveglia Veneto. Si tratta dell'attacco hacker ai danni dell'ULSS 6 Euganea, quindi l'azienda sanitaria della provincia di Padova, o meglio che copre il territorio della provincia di Padova. Ebbene, l'attacco hacker è costato 1 milione all'ULSS, che ha nominato adesso un super consulente per la sicurezza informatica. Questo è il titolo del Mattino di Padova di oggi, ma il dato appunto è oltre 1 milione di euro. Questo è il costo, diciamo, dell'hackeraggio dello scorso dicembre ai danni dell'ULSS 6. Infatti, anche se l'ULSS non ha pagato il riscatto, comunque è costata cara questa intrusione informatica, centinaia di migliaia di euro per ripristinare il sistema, acquistare nuove apparecchiature e appunto da ultimo affidarsi a un esperto per il servizio di consulenza per la sicurezza informatica. Insomma, un incubo iniziato lo scorso 3 dicembre, data dell'attacco. Dopo l'ULSS Euganea ha realizzato una serie ingente di investimenti per ripristinare e migliorare il sistema. Speriamo che possa servire, insomma funzionare questo investimento in sicurezza informatica, perché come già abbiamo visto in diversi casi qui a Sveglia Veneto, la sicurezza informatica della sanità veneta fa acqua da tutte le parti sicuramente, e si è dimostrata in più casi essere un colabrodo. Altra notizia che riguarda la sanità, la qualità della sanità pubblica in Veneto: è allarme nei pronto soccorso, manca un terzo dei medici. Una segnalazione che parte sempre dall'ULSS Euganea, o meglio dai medici dell'ULSS Euganea rappresentati dall'ANAO, una sigla sindacale che parla appunto di una strategia necessaria per superare l'impasse, perché è andato a vuoto l'ennesimo bando dell'ULSS. Anche a piove di sacco il servizio viene esternalizzato, il servizio di pronto soccorso, si ricorre a delle cooperative esterne. Nei pronto soccorso dell'ULSS Euganea mancano almeno 25 medici, a piove di sacco ne mancano 10 su 15 e quindi naturalmente non può stare in piedi il pronto soccorso con le sole forze dei medici dell'ULSS. Dobbiamo trovare le soluzioni per portare, ma anche per trattenere gli specialisti, dice Nicola De Piccoli, rappresentante dell'ANAO e medico del pronto soccorso dell'ULSS 6. Bene che l'azienda abbia aperto un dialogo con il personale. L'ultima notizia di oggi riguarda sempre la salute, perché non solo Covid, non solo inquinamento da PM10 dovuto anche agli incendi di questi giorni, ma anche inquinamento delle acque. Parliamo naturalmente dei PFAS. Ricordiamo, è in corso un processo in corte d'assise, ma la notizia di oggi riguarda il bilancio degli screening nella zona rossa, dove si registrano eccessi di mortalità per cardiopatie e maggiore incidenza di demenza e diabete. Quindi il titolo: area PFAS, aumenti a 2 cifre delle malattie. Un esito inquietante, quello delle procedure di screening sanitario messe in atto per valutare l'impatto dei PFAS sulla salute dei cittadini e residenti nelle zone contaminate. Appunto, i risultati di questi studi sono stati presentati nel corso del progetto davanti alla Corte d'Assise, in cui sono imputati 15 manager di Miteni, ICG, Mitsubishi Corporation, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, noi ci torniamo a sentire la prossima settimana. A tutte e tutti voi un buon weekend.